garantiti. Il centro storico di Venezia non sarà davvero al sicuro dagli incendi fino a quando non completeranno la rete degli idranti, l'appello del comandante dei Vigili del Fuoco. I medici di base continuano la linea dura confermando altre 2 giornate di sciopero nel mese di dicembre, mercoledì 13 e giovedì 14, domani incontro in regione. Era a cena con la moglie a casa di amici quando Nicola Boscolo, 38 anni, è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Tutto è successo in pochi minuti. I carabinieri di Caorle hanno arrestato un noto imprenditore di San Stino di Livenza, 40enne incensurato, è stato trovato in possesso di cocaina e marijuana. La denuncia di un nonno vigile a Briana di Noale: le strisce pedonali sono semi-cancellate, qui ogni giorno i bambini e non solo rischiano la vita. Vogliamo che i bambini si innamorino della musica classica, con questo obiettivo ha preso vita il progetto che vede l'orchestra della Fenice entrare nelle scuole veneziane. Gli abbiamo fatto il nostro regalo di Natale, questo è l'amaro commento di coach De Raffaele al termine della partita che ha visto la vittoria di Avellino sugli Oro Granata ai supplementari. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Lo avete dunque sentito dai titoli: il centro storico di Venezia non sarà davvero al sicuro dagli incendi fino a quando non sarà completata la rete degli idranti, un'opera in corso da più di 20 anni che non procede alla dovuta velocità. Sono quasi 12.000 gli interventi effettuati nell'ultimo anno dai Vigili del Fuoco nella città metropolitana. Il dato è stato diffuso dal Comando Provinciale in occasione della festa di Santa Barbara, patrona del Corpo, celebrata come da tradizione con la messa solenne a Santa Maria dei Carmini. Sul grado di sicurezza complessivo della città storica pesa però una grave carenza: il mancato completamento della rete idrica antincendio. Nella parte del centro storico è essenziale riuscire a dare compimento a quest'opera iniziata dopo l'incendio della Fenice. Ogni tanto però la memoria un pochino si perde, ma l'esigenza rimane quella. La presenza degli idranti, spiega il comandante dei pompieri, ci consente di non dover trasportare acqua con le cisterne sul luogo dell'emergenza, visto che quella della laguna non è utilizzabile perché talvolta fa più danni dell'incendio stesso. Vuol dire garantire una sicurezza in più e tempi di intervento molto più contratti. Per noi il fattore tempo è un fattore essenziale, quindi è chiaro che diventa un elemento fondamentale per la gestione del soccorso. Si tratta dunque di un intervento determinante, conclude il comandante, per garantire sicurezza a una città che è bella come un vaso di cristallo, ma anche altrettanto fragile. L'amministrazione comunale si è impegnata su questo, devo dire la verità, quindi quest'anno sarà finanziato un altro stralcio dei lavori. Speriamo di arrivare a completare l'intera rete idrica a protezione di Venezia, perché evidentemente per noi è uno strumento essenziale. Una piaga in costante crescita, quella dei ladri in casa, anche questo fine settimana, protagoniste di una serie di razzie tra Mestre, Marghera e Spinea. Toppi d'appartamento scatenati in terraferma durante il weekend. Tra i numerosi obiettivi dei predoni anche alcuni uffici del Patriarcato in via Galvani, a Marghera, dove sono stati rubati un computer e un videoproiettore. Quasi nello stesso momento, nel tardo pomeriggio di sabato, i ladri hanno colpito un appartamento al primo piano di via Ottavo Alpini, lungo la Milanese. Arrampicatisi sulla grondaia hanno raggiunto il terrazzino e forzato la serratura di una finestra, penetrando nella stanza da letto e mettendola a soqquadro alla ricerca di preziosi. Episodi simili nelle stesse ore a Tessera, Campalto e in via Vespucci a Mestre. Alle 19:30 il ruolo delle vittime, toccato a una famiglia residente in via Saragat a Martellago, che ha subito pesanti danni dall'effrazione. Più fortunati a Spinea, nella zona di via Prati, dove un'altra banda di ladri è stata messa in fuga dall'abbaiare dei numerosi cani da guardia presenti nel vicinato. Ed ancora cronaca con un arresto eccellente nel Veneto orientale, grosso quantitativo di cocaina sequestrato a casa di un insospettabile. I carabinieri della stazione di Caorle hanno arrestato un noto imprenditore di San Stino di Livenza.
Quarantenne incensurato, l'uomo è stato trovato in possesso di ben 100 grammi di cocaina e 70 di marijuana e di un bilancino di precisione per pesare e suddividere la droga. Il provvedimento al termine di una complessa e delicata indagine dei militari che sono partiti da alcuni consumatori per risalire al presunto pusher. Nelle scorse ore si sono presentati alla porta dell'imprenditore con un mandato di perquisizione, trovando le prove della sua attività. Colto sul fatto, per lui è scattato l'arresto. Si trova ora nel carcere di Pordenone a disposizione del magistrato. La droga, sequestrata, è stata inviata in diversi laboratori di analisi per ottenere informazioni utili al proseguimento delle indagini. Continuano invece i controlli a tappeto dei vigili urbani nella zona del parco della Bissuola, che per i prossimi giorni dovrà fare a meno di uno dei suoi pusher più noti. Sentiamo. La partita a guardie e ladri tra la polizia locale e un noto e recidivo spacciatore si è conclusa con la vittoria degli agenti. Nel tardo pomeriggio di sabato la pattuglia era impegnata in una serie di controlli antidroga nel parcheggio tra via Casona e il parco della Bissuola, con l'aiuto dell'ormai leggendario cane Kuma. Lo stesso parcheggio era la meta di un 26enne nigeriano, già noto per attività di spaccio. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha lanciato lontano da sé il sacchetto che aveva in mano ed eseguito una rapida inversione a U sulla sua bicicletta. I vigili si sono quindi messi all'inseguimento a bordo dell'auto di servizio, osservando lo spacciatore liberarsi di altri 3 sacchetti. Dopo averlo raggiunto e bloccato, gli uomini in blu hanno rifatto il percorso a ritroso recuperando la droga, circa 175 grammi di marijuana. Addosso al giovane sono stati trovati inoltre 360 euro in contanti, tutti in banconote da 10 e da 20. La vicenda si è conclusa con l'arresto del nigeriano. Dall'inizio del 2017 sono 220 i sequestri di droga effettuati dalla polizia locale veneziana, 42 gli spacciatori sorpresi in flagrante. Ed ora parliamo invece dei medici di base, perché non mollano ed hanno deciso di continuare la protesta con altri 2 giorni di sciopero. Niente da fare, i medici di base continuano la linea dura confermando altre 2 giornate di sciopero nel mese di dicembre, mercoledì 13 e giovedì 14. Mentre a farne le spese sono ancora una volta i malati, ora la guerra legale con i medici, oltre al duello con la regione, si apre anche sul fronte con i direttori generali delle ULSS venete, chiamati direttamente in causa dall'esposto inviato alla Procura della Repubblica di Venezia per la divulgazione di false informazioni sullo sciopero dell'8 e il 9 novembre. Non si è fatta attendere la replica del direttore generale Dalben. Attesa la gravità e la delicatezza delle affermazioni, si legge, anche in considerazione dei soggetti sanitari e delle azioni prospettate, risulta necessario che l'ULSS 3 Serenissima affidi ad un legale di fiducia l'incarico di tutelare le ragioni e gli interessi dell'azienda nell'avvertenza in questione. Sulla decisione di scioperare, invece, Dalben sottolinea come sia fondamentale dare spazio al dialogo per arrivare a una soluzione. È importante che ci si rimetta, come dire, a dialogare, perché effettivamente si fa fatica a comprendere le motivazioni di questo sciopero contro un sistema sanitario regionale che è uno dei migliori d'Italia e d'Europa. 14enni insidiate al patronato di Vigonza da un maniaco, 50 euro per venire via con me, e scatta ovviamente l'indagine. Si è avvicinato alle ragazzine e ha fatto loro proposte indecenti, paura a Vigonza per un maniaco che sabato pomeriggio avrebbe insidiato 3 14enni che si trovavano al patronato di San Sebastiano. Le ragazzine si erano fermate in un bar per bere la cioccolata quando un presunto pedofilo ha offerto 50 euro in cambio di andare via con loro. Resesi conto della situazione, le 3 adolescenti sono andate vicino al bancone del bar del patronato, dove il barista ha detto loro di non uscire e di chiamare i genitori che sono andati subito a fare denuncia ai carabinieri di Pionca, che ora stanno visionando le immagini della videosorveglianza e stanno tentando di identificare il maniaco. Colpito da infarto, un 38enne di Sottomarina ha perso la vita. Tutto è accaduto in pochissimi minuti. Sentiamo. Era a cena con la moglie a casa di amici quando Nicola Boscolo, impiegato alla Fincantieri, è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Molti anni fa suo papà era morto nello stesso modo. Tutto è successo in pochi minuti e nonostante l'intervento immediato del 118 non c'è stato nulla da fare per Nicola. Boscolo era nato a Sottomarina, dove viveva per la sua grande passione, il nuoto.
Molto del suo tempo libero infatti lo impiegava alle piscine del Clodia, dove prestava servizio come bagnino e istruttore della squadra di pallanuoto. Il coordinatore dell'attività sportiva del centro lo ricorda come un grande amico. È scontato in questi casi dire che era sempre sorridente ed una brava persona, ma Nicola era proprio così. Molti messaggi di cordoglio anche nel suo profilo Facebook. "Sei nel mio cuore", si legge, e ancora "non ci credo, ricordo quando facevamo squadra a pallanuoto". Ed ora parliamo invece del diabete, una patologia che colpisce più persone di quanto si creda e i dati nel veneziano sono decisamente elevati. Rinasce a Mestre l'associazione diabetici dedicata al dottor Flavio Virgili, padre della diabetologia veneziana. Per dare la possibilità a tutti i pazienti affetti da questa patologia, che incide sulla popolazione nella percentuale che va dal 6 all'8% e che colpisce in terraferma 10.000 pazienti e in centro storico veneziano 5.000. Il diabete dunque non è una patologia da sottovalutare, per questo grazie alla disponibilità della polisportiva Terraglio di Mestre ora sarà possibile capire come muoversi per fronteggiarla o prevenirla grazie all'associazione. È importante innanzitutto dire alla popolazione che bisogna prevenire, quindi bisogna fare delle screening, perché molto spesso si è affetti da questa patologia senza saperlo e quindi è importante scoprirlo in maniera piuttosto precoce per aiutarsi a non avere degli esiti più gravi rispetto alla malattia. È una malattia da cui non si guarisce ovviamente, ma che si può tenere benissimo sotto controllo. Importanti sono appunto gli screening, sono le terapie da seguire, sono anche però, noi crediamo molto, gli stili di vita. Il diabete infatti può colpire a qualsiasi età. C'è anche in età evolutiva, lo sappiamo, i bambini molto spesso capita che ne siano affetti, però a un certo punto per gli anziani, quindi dai 60-65 in su, è importante comunque avere degli screening che attestino che almeno non si è affetti, e se invece risulta che se ne è affetti, fare quello che poi ci viene consigliato dal medico di fiducia, dal diabetologo e da chi ci segue. Per questo all'ospedale dell'Angelo sono aperti al pubblico gli sportelli martedì e venerdì dalle 10 alle 12. Ed ora la denuncia di un nonno vigile a Briana di Noale: le strisce pedonali sono semi-cancellate. Qui ogni giorno i bambini, dice, e non solo, rischiano la vita. Abbiamo una brutta curva qui con un limite di velocità di 30 km orari che nessuno rispetta, o per fretta o per andare al lavoro o per altri motivi corrono forte, e quindi anche se tu li fermi, loro non si fermano perché hanno fretta, devono andare assolutamente per la loro strada. In centro a Briana, di fronte alla chiesa della Frazione, l'attraversamento pedonale utilizzato dai bimbi all'entrata e all'uscita dalle scuole è pericoloso. La denuncia è di Giuseppe Carraro, nonno vigile che ha il compito, a suo dire impossibile, di garantire la sicurezza dei piccoli. Qui nella curva ci troviamo in pericolo perché le strisce è difficile vederle perché sono cancellate, la gente ha fretta, il traffico è enorme e quindi lascio immaginare il caos che si provoca e la possibilità purtroppo anche di incidenti. L'appello è all'amministrazione comunale di Noale perché intervenga per mettere in sicurezza l'incrocio. Le strisce pedonali ormai cancellate vanno fatte sì, ma vanno fatte in modo che si vedono anche al buio, cioè fluorescenti, in modo che anche in caso di nebbia o di buio si vedano ugualmente e la gente stia più tranquilla. Ed ora vi ricordo lo spazio dedicato a voi telespettatori, lo dico ad Antenna, segnalatici disagi, interveremo con un sms, potete farlo via WhatsApp al 351 1755 340 oppure scrivendoci una mail a redazione @antenna3.it oppure ancora con una telefonata o lasciando un messaggio alla segreteria telefonica allo 0422 02 30 898. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio con l'edizione veneziana. Vogliamo che i bambini si innamorino della musica classica. Con questo obiettivo ha preso vita il nuovo progetto voluto dall'amministrazione comunale. L'orchestra del teatro La Fenice entra nelle scuole per festeggiare il Natale con i bambini, un progetto ideato dall'amministrazione comunale nell'ambito delle iniziative Città in Festa Natale 2017, per avvicinare anche i più piccini alla musica.
La Fenice quindi si reca in tutte le scolaresche, in tutte le scuole, in tutti i quartieri della terraferma veneziana e va nelle classi, nelle palestre delle scuole, dove incontra i giovani, suona un repertorio classico, quindi Tchaikovsky, Strauss, Mozart, e successivamente con loro intona anche delle canzoni, spiegando come funzionano poi gli strumenti e come funziona un'orchestra. Sono molti musicisti, anche i primi violini, le prime viole, quindi insomma anche musicisti di estrema qualità, i migliori al mondo alla Fenice, che si mettono in gioco con i giovani, con i bambini di quarta e quinta elementare. Un'iniziativa che ha lo scopo non solo di far divertire i bambini. Speriamo di far innamorare della musica classica i bambini delle nostre classi, o comunque della musica in generale, e comunque di fargli venire la curiosità di frequentare la Fenice, frequentare i teatri, i luoghi della cultura. Siamo allo sport basket, amara sorpresa per l'Umana Reyer che sabato sera è stata battuta ai supplementari da Avellino. Visto che siamo in periodo natalizio, direi che siamo stati molto buoni sull'ultima azione e quindi il nostro regalo di Natale l'abbiamo fatto. Un gran bel regalo di Natale per Avellino, che sabato sera sul parquet di casa ha conquistato la vittoria nella partita giocata contro i campioni d'Italia. Un 87-77 arrivato dopo i supplementari, che per la Reyer sono diventati il tallone d'Achille. C'è un po' di amarezza perché comunque per come si era messa la partita, che Avellino ha meritatamente condotto per 3/4 giocando quello che voleva, noi siamo stati credo molto bravi nel rientrare e fare la nostra pallacanestro, soprattutto terzo e quarto, e siamo arrivati a avere la partita in mano con la situazione migliore, quindi non ho granché da rimproverare ai giocatori, se non l'impatto sui primi 2 quarti, che abbiamo concesso delle cose facili che però abbiamo sistemato molto bene all'intervallo. Per poi arrivare alla sconfitta nei supplementari, complice anche l'ennesimo infortunio, quello di Bramos. Adesso dobbiamo fare la conta dei feriti e resistere, perché a livello di infortuni non siamo messi bene. Mercoledì infatti l'Umana Reyer sarà nuovamente in campo per la partita di Champions contro gli spagnoli. Siamo in chiusura, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, si parlerà di banche, ospiti in studio Andrea Arman dell'associazione Don Torta e il professor Francesco Pontelli, economista. Di seguito questa sera 21:15 torna a Ring, la politica alle corde, in studio Jacopo Berti, 5 Stelle, Alberto Villanova della Lega Nord e l'onorevole Roger De Menec del PD. In collegamento poi alle 21:30 l'onorevole Giancarlo Bressa, sottosegretario degli affari regionali, e l'onorevole Enrico Zanetti, Scelta Civica. E questa era proprio l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3, pressione in temporaneo rinforzo sul nostro paese e dunque bel tempo anche sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio del 5 dicembre. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale, possibili foschie o nebbie mattutine ma in rapido dissolvimento. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, valori notturni attesi tra -3 e 0 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione è presente l'alta pressione, dunque cielo sereno su tutto il territorio salvo qualche nube sui monti. Temperature massime attese tra 7 e 10 gradi, valori notturni previsti tra -3 e 0 gradi in pianura. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno attese tra i 7 e i 9 gradi, valori notturni sotto zero ovunque. Il mare sarà calmo sulle coste, quasi calmo al largo, i venti deboli da nord-ovest sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.